Quali problematiche hanno le isole in questo momento? Solo turismo? Le isole stanno soffrendo molto dal punto di vista economico, di occupazione. È chiaro che un'isola come Murano, già in crisi con la produzione del vetro, l'effetto del Covid ha letteralmente messo in ginocchio l'economia e quindi le municipalità possono essere le prime vere istituzioni che raccolgono e poi possono trasmettere all'amministrazione comunale, ma non solo, le aziende, le persone che sono in difficoltà. Ecco, il primo obiettivo che le piacerebbe realizzare per la sua municipalità. Beh, intanto mi piacerebbe fare un regolamento anche dei beni comuni. Si è parlato molto di spazi, di luoghi che devono tornare ad essere d'uso e consumo dei cittadini e delle associazioni. E un altro tema molto caro è quello della difficoltà di muoversi in acqua, cioè il moto ondoso. E quindi individuare le problematiche, studiarle insieme alla coalizione, condividerle con l'opposizione e poi proporle anche all'amministrazione. Ecco, senta, 10 secondi per convincere l'elettore che ci guarda di Murano e Venezia a votare lei. Ma io sono un cittadino veneziano che ha sempre predisposto un'azione civica, ha sempre vissuto in mezzo alle persone e sarà questo il mio imperativo da Presidente, quindi votare me vuol dire votare un cittadino.